Cavalli di 3 anni sul miglio, in 11 dietro l'autostart, lo schieramento 1 Dylan Chris, 2 Dama di Prussia, 3 Duck Jet, 4 Django S, 5 Dom Perignon, 6 Duchessa Griff, seconda linea 7 Demon, 8 Derby Wiesel, 9 Dubai Thor, 10 DJ Spritz, 11 Daytona di Cecco. Favori per Django S in chiusura, numero 4 Andrea Farolfi, confronto comunque piuttosto aperto. Vediamo la fase di lancio con la velocità iniziale di Dama di Prussia e Duck Jet che si avvantaggia. Attacca subito e passa a condurre Duck Jet in meno di 100 metri, mentre finisce di galoppo Django AS che cercava di portarsi sui primi. Numero 4 Django AS squalificato. Duck Jet nei confronti di Dama di Prussia, poi più indietro Dylan Chris, via via gli altri con Demon in quinta posizione. Intanto avanza all'esterno con decisione Duchessa Griff che va all'attacco e passa a condurre. Dopo 400 metri rileva al comando Duck Jet. Numero 10 DJ Spritz. La squalifica per DJ Spritz, intanto se ne vanno i primi 400 in 29,6. Ora all'esterno prova a risalire Derby Wiesel con in schiena Demon, 44,4 per i 600 con Derby Wiesel che progredisce, Demon nella schiena che poi, anzi è Dubai Thor che avanza, seguito da Demon e anche Daytona di Cecco, ha preso posizione all'esterno, intanto un altro 29,5 per completare un giro in 59,1, chilometro in 1,14 netto, sempre in vantaggio Duchessa Griff, mentre c'è lo scatto ora di Demon che avanza in terza ruota e anticipa però Duck Jet che va a sua volta all'attacco e si avvantaggia a 400 dalla conclusione, inseguito da Demon, poi trova da correre anche Dama di Prussia che ha spostato all'esterno. Cavalli ormai al completamento della curva conclusiva, in vantaggio è Duck Jet attaccato da Demon che si getta di galoppo. L'errore di Demon, l'ingresso in retta d'arrivo, lascia al comando Duck Jet, finisce forte Dama di Prussia, finisce forte Daytona di Cecco, ma è imprendibile Duck Jet che viene a vincere nei confronti di Dama di Prussia seconda, mentre al terzo è Daytona di Cecco. 1:13,2 con 29,1 a chiudere, bel primo piano per Duck Jet, Natale Cintura in sediolo che scivola al comando, poi lascia sfilare compagno di training Duchessa Griff, poi sull'ultima curva passa a condurre nuovamente e controlla i finali di Dama di Prussia e Daytona di Cecco nell'ordine. La vittoria in 1:13,2, bel primo piano davvero per chi vince. Duck Jet, Natale Cintura in sediolo per conto di Michele Raimo e del signor Franco Cammi.